Vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Chasing down that rainbow. Never know what you might find over the sunset. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi rappresenteremo le più importanti novità di questo fantastico game che a quanto pare è finalmente arrivato. E in pratica il gioco è uscito ieri, però ho avuto un bel giorno per testare le funzionalità presenti in questo nuovo capitolo, perché ovviamente nella demo non vi erano delle modalità molto spaziose che ci facevano capire un po' il game dove poteva ambientarsi. Quindi adesso abbiamo disponibili innumerevoli modalità da analizzare. Allora, eccoci intanto nel menu principale, che è stato modificato davvero in maniera completa rispetto al capitolo precedente, e ritroviamo questa bella Red Bull davanti a noi. Guardatela un po' che figa in tutti i suoi dettagli, e in un bel salone appunto per l'osservazione delle auto. Come primo come prima scelta abbiamo la gara rapida, che è considerata io già avevo iniziato un evento per provare un po' i circuiti, quindi il metodo di guida e così via. Comunque è una gara che può essere disputata in single player, soprattutto per provare le macchine, i circuiti e quindi i piloti, un po' destreggiarsi in single player, anche per capire un po' come funzionano i componenti fondamentali del nuovo Formula 1, come per esempio il KERS, il DRS e così via. Ovviamente esistono tutti i circuiti presenti nel Formula 1 attuale. Ovviamente vi è anche una modalità multigiocatore, nella quale potremmo destreggiarci con un nostro amico, magari con un'altra connessione internet potrà effettuare una sorta di campionato con o contro di noi, quindi una sorta di cooperativa con o contro di noi, per effettuare una vera stagione con un nostro amico, e può essere una cosa abbastanza divertente. Quindi gareggiare nello stesso team oppure contro, è davvero bello inseguire un nostro amico nella corsa una corsa di punti per guadagnare quindi il titolo, il trofeo piloti e il trofeo costruttori. Una cosa davvero molto carina. Per quanto riguarda la carriera, che è praticamente uno dei settori principali che analizzeremo, abbiamo tre modalità. La prima modalità, test per giovani piloti, l'abbiamo analizzata nella demo, è quella modalità che in pratica introduce un nuovo giocatore al mondo di Formula 1, spiega che cos'è, che cosa sono i componenti fondamentali per guidare quindi una macchina discretamente in Formula 1, come affrontare i tornanti, come comportarsi in rettilineo e così via. Abbiamo effettuato un gameplay abbastanza corposo sul test per giovani piloti nella demo, quindi per chi volesse sapere qualcosa di più vada a controllare nella demo, che metterò ovviamente il link in descrizione. Per quanto riguarda la sfida campionato, era anche disponibile nella demo. Abbiamo la possibilità ovviamente di scegliere la difficoltà, impostiamo la difficoltà massima. Abbiamo ovviamente la possibilità di scegliere una delle tre scuderie qui presenti, perché ovviamente sono ripetute e noi ne scegliamo appunto, ne potremmo scegliere una a caso, però firmeremo il contratto con quella scuderia e ancora non sono sicuro su quale scegliere. Abbiamo ovviamente le informazioni sulla scuderia, i campionati costruttori, il motore e tutto il resto. Per quanto riguarda questa modalità, avremo la possibilità di destreggiarci in 10 gare al fine di sconfiggere un avversario, quindi uno sfidante da impostare prima dell'inizio del campionato, quindi una modalità diversa di carriera. Per quanto riguarda invece la solita carriera che analizzeremo, ovvero la carriera piloti normale, possiamo intraprenderla con queste 6 scuderie. Ovviamente ecco qui la nostra cara Williams che utilizzeremo, e abbiamo ovviamente la possibilità di notare gli obiettivi necessari per completare il campionato nella maniera più utile possibile, e ovviamente ogni scuderia, a seconda della sua difficoltà e delle sue aspettative, avrà degli obiettivi diversi. Potete vedere che la Force India ha degli obiettivi un pochino più come possiamo dire, un po' degli obiettivi che ci vengono incontro. Guardate un po' la Toro Rosso, 14° posto, e quindi la Williams è un po' uno dei team più competitivi di questi che ritroviamo. Ovviamente il team più competitivo avrà una potenza necessaria, una destrezza in pista maggiore. Comunque, lasciando perdere la carriera, la analizzeremo più tardi. Diamo un'occhiata al banco di prova. Nel banco di prova abbiamo la modalità campione, che come ci dice l'icona nuovo
è una novità di questo nuovo Formula 1. Sono riuscito a provare la prima modalità. In pratica che cosa consiste questa modalità campione? Nella modalità campione avremo la possibilità di intraprendere gli ultimi attimi, per esempio, di una gara storica effettuata, per esempio, da un personaggio di rilevata importanza, come esempio Jenson Button, Vettel, Fernando Alonso e così via, al fine di ottenere quindi prestazioni diverse. Nel caso di Kimi Raikkonen, nella prima sfida, impersoneremo il compagno di squadra di Raikkonen, quindi nella Lotus, negli ultimi 2 giri mi sembra del Gran Premio di Belgio, al fine di sorpassarlo, visto che Raikkonen ha delle gomme un po' usurate e noi le abbiamo nuove. Quindi un po' queste sfide per garantirci... Sei in grado di Eccoci. destreggiarti nel traffico e superare il tuo imperturbabile compagno di squadra prima del traguardo? Hai 3 giri a disposizione per annullare il distacco di 5 secondi ed effettuare il sorpasso. Eccoci, come avete ben potuto vedere un breve riassunto della sfida con Kimi Raikkonen, però può essere anche un'altra modalità che è stata aggiunta dagli sviluppatori per cambiare un po' la solita solfa, può essere anche un momento di distacco che può essere utile quindi per divertirsi ancora maggiormente. Per quanto riguarda invece la sfida controtempo, avremo la possibilità di destreggiarci in un circuito, ancora non ho stabilito alcun tempo disponibile, vi sono anche presenti le classifiche, ancora ovviamente della classifica globale, i tempi maggiori, è una cosa davvero molto bella questa, per cercare quindi di superare coloro che hanno tentato di effettuare un bel record nella classifica globale. Eccoci qui. Invece abbiamo addirittura anche la classifica amici, per adesso lasciamo perdere, di ogni circuito, e quindi abbiamo la possibilità di battere il tempo, quindi anche se le gare a tempo non è che sono proprio il mio forte, però possono essere abbastanza carine, quindi per fare qualcosa di diverso che non sia carriera. La prova a tempo, ovviamente destreggiarsi con una qualsiasi scuderia dentro un qualsiasi circuito, proprio per stabilire uno dei tempi migliori. Eccoci qua, possiamo dare un'occhiata che sono disponibili tutte le scuderie, almeno eccole qui, potete ben notarle, ognuna con una tematica colorativa diversa. Oltre alla prova del tempo possiamo dare un'occhiata all'ultima sezione, la mia Formula 1. Abbiamo l'opportunità di vedere le statistiche del giocatore, ancora non abbiamo effettuato nulla, comunque abbastanza una cosa molto importante, soprattutto per dare un'occhiata alla propria carriera che si è effettuata, ed è molto bella a vedere queste statistiche a fine carriera. Soprattutto i comandi. A proposito dei comandi, sono riuscito ad acquistare il controller, mi è arrivato proprio ieri, un controller Xbox 360 collegabile col PC tramite porta USB, un cavo lungo circa 2,5 metri, comunque molto, ma molto buono, confortevole, comodo soprattutto per le mani, non le stanca. Così almeno vedremo di essere più competitivi in carriera, visto che questo Formula 1 ha rinnovato molto per quanto riguarda il settore di guida, quindi potrebbe essere un po' più difficile del solito. I comandi appunto li potete notare in basso, sono stati modificati, e ovviamente abbiamo l'audio. Allora, per quanto riguarda l'audio è stato impostato tutto al minimo, visto che il motore si sente davvero molto, quindi per far sentire la mia voce al di sopra del motore ho dovuto impostare queste sezioni dell'audio, tranne la voce del nostro ingegnere che deve essere percepibile. Per quanto riguarda le impostazioni video, diamo un'occhiata. Allora, stiamo giocando con un po' di anti-aliasing, ovviamente tutto è stato impostato quasi al massimo, non so se praticamente è vero, ho messo l'impostazione automatica, ce la stiamo cavando molto bene per quanto riguarda questo punto di vista. Il salvataggio ovviamente come al solito automatico, ma può essere disinserito, e niente ragazzi, io direi che possiamo innanzitutto analizzare il gioco dal punto di vista della carriera per iniziare finalmente il nostro campionato. Quindi inizieremo il nostro campionato. Una cosa che dimenticavo, per quanto riguarda la carriera, voi notate qui le scuderie che sono ormai disponibili, ormai sbloccate, ma c'era la Williams che non era sbloccata, e per fare ciò, per sbloccarlo, ho dovuto sudare proprio freddo. In pratica, per sbloccare la Williams, questa scuderia, ho dovuto nella test per giovani di piloti guadagnarmi 3 medaglie d'oro completando 3 sfide al massimo delle prestazioni. Per esempio, completare un giro a Nuova Delhi in 1,50, che era davvero una cosa molto difficile da fare, e almeno all'inizio io non riuscivo a destreggiarmi molto bene con questo nuovo joystick, comunque ce l'ho fatta. Ed è una cosa che per me il test per giovani piloti non doveva essere completato per forza all'inizio, doveva dare la possibilità a chi lo voleva fare bene, altrimenti niente, passava direttamente alla carriera. Comunque inizieremo la carriera con la Williams e immediatamente effettueremo tutte le gare. Per quanto riguarda quindi i gameplay di Formula 1, non arriveranno ogni giorno, perché devo avere il tempo di studiare l'assetto con calma, studiare la posizione in classifica, perché se lo faccio molto velocemente finirebbe subito il campionato e ovviamente non otterrò prestazioni magnifiche, perché
perché farò tutto molto di fretta, quindi ci saranno, non so, un gameplay di Formula 1 alla settimana, così, proprio perché devo studiare con calma il circuito e tutto il resto, anche l'assetto non è una cosa facile, e quindi questo comporta tantissime prove libere, poi ovviamente le qualifiche, tutto quello che ne comporta. Dopo la carriera, ovviamente, visto che ci sono queste nuove modalità, non rimarremo con le mani in mano. Allora, firmiamo il contratto con la Williams. Ti do il benvenuto al centro carriera, dove potrai gestire la tua carriera e consultare varie informazioni relative alla stagione. Diamo un'occhiata più da vicino. Questo è il menu del centro carriera. Spostandoti al suo interno, lo schermo si aggiornerà automaticamente. Se una delle opzioni richiede la tua attenzione, apparirà un'icona al di sopra di essa. Nella parte superiore dello schermo c'è il calendario delle gare. Come noterai, in corrispondenza di alcune gare è presente un'icona, la quale indica qualcosa di speciale in programma per il weekend. Puoi visualizzare una guida relativa a ogni circuito, scegliene uno dal calendario e premi il pulsante per avere maggiori informazioni. Le email ti forniscono una serie di informazioni fondamentali relative allo svolgimento della stagione, quindi assicurati di controllarle regolarmente. Queste sono le funzioni principali del centro carriera, quindi assicurati di darci un'occhiata prima di scendere in pista. Bene, come potete ben vedere, apparteniamo quindi alla squadra Williams come seconda guida, perché ovviamente la prima è Pastor Maldonado, sarà il nostro avversario, ragazzi, anche se il nostro compagno di squadra per me è un avversario da sconfiggere, almeno ci proveremo. Allora, abbiamo un obiettivo del campionato di arrivare al 10° posto e ancora non abbiamo una media di punti per gara, abbiamo ben 20 gare da fare. Come ha detto il nostro ingegnere, in alto abbiamo le gare disponibili, possiamo addirittura informarci sul circuito. Allora, il Gran Premio di Australia ovviamente è il primo. Tutto è pronto per il giro di prova al circuito dell'Albert Park a Melbourne, Australia. Dopo l'ultima curva attiva il DRS durante le qualifiche o in gara e affronta il rettilineo che conduce alla prima curva a una velocità di circa 280 km/h. A sinistra c'è il cartello dei 100 metri. Frena e scala in terza. Muovi un po' la vettura e non salire troppo sul cordolo interno o in uscita. Attiva il DRS e percorri di nuovo il rettilineo verso la terza curva. Qui c'è molto spazio per sorpassare, tienilo a mente durante la corsa. Dalla terza passa alla seconda per affrontare il punto di corda di questa curva, quindi sali di nuovo con le marce, terza e poi quarta in uscita. Evita il cordolo, mantieni la massima velocità in prossimità della quinta curva e supera le barriere. Qui sei a circa 260 km/h, quindi frena in linea retta sotto agli alberi e fai attenzione alla loro ombra che potrebbe trarti in inganno. Non prendere troppo il cordolo in uscita della sesta curva perché si snoda fino alla nona. Frena al cartello dei 100 metri, balza dentro la curva e scala in seconda. Non perdere il controllo del retrotreno perché sei molto vicino al muretto in uscita verso l'11ª curva. Ora sali con le marce, attiva il DRS e raggiungi 290 km/h circa. Avvicinati al muretto, sposta la vettura a sinistra e limita la velocità per allargarti a destra ed effettuare un'uscita pulita verso la 13ª curva. Qui c'è un altro potenziale punto di sorpasso. Scala dalla settima alla terza, non salire troppo sul cordolo in uscita per non perdere trazione e raddrizza il più possibile la monoposto prima di affrontare l'ultima curva veloce del tracciato, la 14ª. Alla 15ª curva fai attenzione a non bloccare la ruota anteriore sinistra, raddrizza di nuovo la vettura prima dell'uscita ed entra nell'ultima curva. Attiva il DRS e ancora il KERS e lanciati verso il traguardo. Bene, abbiamo avuto una sorta di riassunto su tutto quello che dobbiamo fare in gara e ciò può essere importante. Tutto è pronto Attenzione, per il giro di prova al ovviamente ecco che la guida riparte, questa è una cosa che mi piace, soprattutto per capire come dobbiamo muoverci all'interno della pista, le caratteristiche quindi della pista, le curve, come affrontarle, come accelerare, come frenare, tutto il resto, che può essere molto molto utile. Possiamo scorrere il calendario, eccolo qui, ogni pista ovviamente avrà la propria ergonomia, abbiamo quindi tutte le possibilità per affrontarle al meglio. Tutto deve essere fatto con estrema calma. Ecco le email. Sir Frank Williams, il fondatore. Edward, volevo darti il benvenuto alla Williams e augurarti buona fortuna per la stagione che sta per aprirsi. I ragazzi in fabbrica hanno lavorato giorno e notte in questi ultimi mesi per creare una vettura che ti permetta di dare il massimo in pista. Per questa stagione vorremmo che finissi almeno 10° in classifica. Credo sia ampiamente a portata di mano quest'anno, ovviamente. Non vedo l'ora di vedere di cosa sei capace. Sir Frank Williams. Bene. Ovviamente anche Leonard Thompson, che
vediamo chi è. Mi chiamo Leonard Thompson e sono il responsabile dei computer al quartier generale. Ci occupiamo di raccogliere i dati relativi alle prestazioni di ogni gara e poi li inviamo ai nostri piloti. Puoi sfruttarli per analizzare l'andamento della tua corsa. Anna Forlan, benvenuto nel mondo della Formula 1. Sono sicura che ti sentirai subito a casa alla Williams. In qualità di tuo agente e assistente personale sarò a tua disposizione in qualsiasi momento durante l'intera stagione. Gestirò il lato legale dei tuoi affari e ti fornirò dei consigli sulla tua carriera. Inoltre curerò la tua immagine e ti terrò costantemente aggiornato inviandoti articoli e informazioni sulle ultime novità. Non preoccuparti della quantità di informazioni, mi occuperò di tutto io, permettendoti di concentrarti sulla guida e mostrare a tutti di cosa sei capace. Immagino che vorrai iniziare ad ambientarti, perciò ti auguro buona fortuna per il weekend, ci sentiamo di nuovo più avanti. Una sorta di assistente legale. Sbrigherà le nostre pratiche, come avete ben potuto vedere, i contratti con le altre società e così via. Rob Stanton ci prepara la gara di Australia. Benvenuto. Sappi che prima di ogni evento ti invierò un'email con numerose informazioni utili, fra cui i tuoi obiettivi e le previsioni. Per quanto riguarda gli obiettivi ti faremo sapere quale posizione vorremmo che conquistassi, tuttavia l'obiettivo potrebbe cambiare in base alle qualifiche, quindi non sorprenderti se in gara avrai un obiettivo diverso da quello previsto. Saluti, Rob. Rob Stanton ci afferma che la gara è a Melbourne e ovviamente ogni giro è 5,3 km, a una velocità di 302 km/h, potremo raggiungere quindi i giri massimi del motore. L'obiettivo è in qualifica il 10° posto, in gara è il 7°. Venerdì, sabato e domenica, qualifiche, prove libere e gara, sempre sole. L'asfalto brucerà ragazzi come la lava, quindi stiamo molto attenti al consumo dei pneumatici e così via. Notizie ragazzi, non ve li sto a leggere, comunque potete vedere, leggiamo solo l'intestazione. Ci aspetta un lungo campionato di Formula 1, 20 gare da disputare. A che livello è Vettel, il più ambito per quanto riguarda questa competizione? La Williams ingaggia un esordiente, ovvero noi stessi. La Williams ingaggia Edward Van Helgen, quello sarà Frank Williams che ovviamente punta tutto su di noi. E adesso staremo a vedere che cosa combineremo. La classifica è aperta, eccoci qui ovviamente tutte le autovetture che si destreggeranno all'interno del campionato, e tutto sta ragazzi a noi. Ovviamente fatemi sapere. Allora, io intendo caricare solo la gara di ogni gran premio, visto che vi piacciono molto le gare, e però io in questo periodo, visto che caricherò una gara a settimana di Formula 1, se voi volete vedere anche le qualifiche, le prove libere no, perché sarebbe proprio stressante, perché proprio non c'è nulla da commentare, cioè mi concentro per studiare l'assetto, ma almeno le qualifiche, se le volete vedere, io posso fare un video e farvi vedere quindi il tempo che riesco a ottenere, i settori, tutto il resto. Cioè, se intendete vedere anche le qualifiche, io sono proprio felice di caricarle, altrimenti solo la gara. Però ci sarà ovviamente un video a settimana, un video ogni 10 giorni, o anche un video, dipende come riesco a gestire quella gara e come riesco a entrare quindi in familiarità con il circuito. Eccoci. Allora, bene, abbiamo messo tutto al massimo, difficoltà massima, ovviamente col controller tutto mi verrà più semplice. Adesso sta a me iniziare il campionato, ovviamente sta a voi ragazzi farmi sapere come al solito la vostra opinione, magari lasciate un voto positivo o negativo, non importa, secondo la qualità di questo video, la qualità del commento, come al solito, tutto il resto, e ovviamente se la vostra decisione per quanto riguarda le qualifiche e la gara. Un saluto dal vostro Edward Van Helgen e dal nostro Maldonado. Ciao a tutti ragazzi.